The Special Need, un film presentato questa sera a Udine che ha raggiunto importanti traguardi nel contesto extranazionale, ma soprattutto che dà una visione diversa e senza stereotipi della sessualità correlata all'autismo. Fare questo film è stata un'esplorazione dei sentimenti di Enea e di quello che lui stava cercando rispetto a quella che era la nostra idea iniziale, che lui stesse cercando una donna da un punto di vista fisico. In realtà poi si è dimostrato una ricerca verso qualcosa di emotivo, di più profondo e quindi anche una riscoperta di Enea stesso. È stato percepito molto positivamente all'estero. In quali festival l'hai presentato? Abbiamo iniziato con un festival straniero che è il Festival di Locarno e da lì poi siamo andati a Lipsia in Germania, siamo andati ad Amsterdam, a Copenaghen, a Zagabria, ad Austin, siamo andati a Kiev, in Messico e a Trieste, che è a casa. La testimonianza di questo film aiuta anche a capire le lacune che ci sono nel sistema italiano per quanto concerne disabilità e sessualità. Ci sono delle lacune che sono una conseguenza diretta del sistema legislativo. Lo scopo del film non è di fare una denuncia, quanto più di prendere la sessualità come un pretesto per esplorare la sfera affettiva di Enea e emotiva più in generale. Spero che venga recepito dalle persone giuste, che possano fare qualcosa per queste persone, per questi ragazzi e per le famiglie dei ragazzi, perché hanno veramente bisogno di supporto. Alla fine del film, al di là poi di tutti gli stimoli che arrivano ad Enea, Enea continua a scegliere sempre l'amore. La sua idea di amore credo che non sia solo il sesso, per lui è una persona da avere vicino, da accarezzare, da confidarsi, da avere una compagna, credo che sia questo il suo ideale.